Buongiorno. Oggi nella rubrica di Veneto Globe Voci da ospitiamo una persona da sempre molto impegnata nella difesa dell'ambiente, pescatore, amante della vela e nell'amministrazione della cosa pubblica, Stefano Campi, eletto nel Consiglio Comunale di Pieve di Cadore nel giugno del 2018, ha assunto uno dei referati più impegnativo, i lavori pubblici. Intanto benvenuto Assessore in questa rubrica che vuole essere una vetrina di ciò che è e di che cosa potrebbe essere il Cadore. Noi la presentiamo come uno degli uomini nuovi di questo periodo. Qual è stato il suo impatto con l'amministrazione del Comune di Pieve? Bene, buongiorno a tutti, agli ascoltatori, ciao a te Doro che ci conosciamo personalmente. L'impatto, io sono anche un artigiano, quindi ho delle tempistiche diverse di ragionamento e di esecuzione delle cose, no? Ho una tempistica molto più rapida, l'amministrazione pubblica invece è una macchina molto più lenta nelle cose. Si riescono ad avere dei risultati, ma si deve cambiare il modo di approcciarsi in toto proprio, no? Dico sempre, quello che si pensa oggi, se tutto va bene lo si vede realizzato dopo un anno, se tutto va bene però, altrimenti si allungano i tempi. È una particolarità che va un po' a collidere con chi è artigiano, imprenditore. Però naturalmente quando entro negli uffici comunali smetto la veste di artigiano e entro nella tempistica dell'amministrazione pubblica. Non è sempre facile. Non è facile. Lei è stato anche uno dei protagonisti della rinascita dopo la tempesta Vaia. È stato un discorso impegnativo. Questa tempesta ha fatto tanti danni nel Comune di Pieve. Sì, diciamo che Vaia ci è arrivata proprio a ridosso poi dell'elezione, perché il primo autunno utile è arrivata la tempesta Vaia, che ci ha preso un po' alla sprovvista, diciamo, perché non è facile amministrare emergenze di questo tipo, no? Non è facile nel mentre della tempesta, perché in quei giorni lì siamo stati praticamente a turno sempre in comune tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici che si sono tutti prodigati. E l'abbiamo però presa con una fase, con uno spirito positivo, cioè quello che ha tolto Vaia poi lo porterà migliorato, no? Questa è un po' l'idea che abbiamo, come superare questo momento, diciamo. Certi lavori sono fatti perché si sono aggiunti ad altri invece vengono fatti e migliorano anche l'ambiente, il territorio e quant'altro. Si riescono a sanare delle situazioni dell'ambiente, del territorio che andavano sanate comunque, non erano così messe male come dopo il passaggio di Vaia, ma insomma si riescono a fare delle belle cose. Vaia poi ha aperto anche un po' altre prospettive. Intanto sul discorso ambientale ha fatto capire a tante persone che è giusto avere un bosco, una vegetazione curata, ma ha delle pericolosità intrinseche anche l'abbandonare alcune aree, no? Quindi si è cercato di fare un po' di pulizia, in primis come comune, andando a togliere quelle piante magari in fianco strada un po' troppo pericolose, sistemando alcuni siti, e su questo molti privati poi ci hanno seguito e hanno seguito quest'onda. Da un punto di vista amministrativo dobbiamo fare diversi lavori, la prima tranche l'abbiamo fatta l'anno scorso, adesso arriverà la seconda tranche di lavori e sicuramente andiamo a mettere in sicurezza delle zone vicine agli abitati che erano in un equilibrio instabile. Vaia ha tolto questo equilibrio, sono crollate un po' alcune situazioni, ma sicuramente andremo a migliorarle dopo. Lei è arrivato nell'amministrazione dopo aver fatto altre esperienze nelle associazioni no profit, nelle associazioni di volontariato in generale. Che differenza passa fra lavorare in un'associazione e lavorare in un'amministrazione che sembra che non abbia mai soldi?
Diciamo che nelle associazioni si lavora solo se si ha il cuore o la passione, no? Io bene o male sono oltre 30 anni che faccio parte delle associazioni, come citavi prima, Associazione della Pesca, che è una delle mie passioni, sono da oltre 30 anni che ci sono dentro. L'Associazione della Vela, che è un'altra mia passione, abbiamo fondato un circolo nautico insieme ad altri soci qualche anno fa, ma sono tutte associazioni che vivono delle persone e del buon cuore delle persone che si danno da fare con poco a ottenere qualche risultato. E vivono poi anche di, non so, magari qualche corso, qualche attività che fanno all'interno dell'associazione coinvolgendo i soci e di qualche contributo che possono dare i privati per qualche progetto particolare. Nell'amministrazione invece l'approccio è diverso. Nell'amministrazione ci vogliono le idee devono venire dai politici, la politica deve guardare avanti, deve guardare qualche anno più avanti dell'attuale e quindi iniziare a progettare il futuro più che il presente, no? E i soldi poi ho visto che se ci sono delle idee valide e nelle quali gli amministratori ci credono, poi i soldi in qualche maniera si trovano, insomma. Tanto lavoro viene fatto anche dal nostro assessore al bilancio nel ricercare contributi ad hoc. Il sindaco nostro anche ha molti agganci e conoscenze, e quindi quando abbiamo un'idea che in giunta riteniamo valida da portare avanti e da portare a compimento, ognuno nel suo settore si muove affinché si mettano le energie e se le incanalino nel posto giusto. Lei ha accennato al discorso del circolo nautico. Ci parli un po' di questo suo progetto. Beh, il circolo nautico, la mia passione è nata a metà degli anni '80, quando forse il nostro lago viveva più di nautica. C'erano molti windsurfisti, il windsurf è una pratica nata più o meno in quegli anni, e io sono del 71, quindi a metà anni '80 ero un adolescente in fasce, diciamo, prime fasi adolescenziali, e mi sono innamorato di questo sport, che poi ho proseguito con i vari corsi con le scuole anche al mare che si facevano lì dalle nazioni, come un po' tutti noi appassionati abbiamo fatto lo stesso percorso. Qualche anno fa ci è venuto in mente di riprendere un po' la spiaggia di Pieve di Cadore, che è in località Miralago, perché comunque il locale che insiste lì, lo chalet, il bar, era chiuso da qualche anno, quindi quella spiaggia dove noi abbiamo vissuto la nostra infanzia era un po' incolta. Ha detto, beh, mettiamoci d'accordo col comune, gestiamo questa spiaggia. Per gestirla abbiamo dovuto creare un'associazione e quindi abbiamo creato questo circolo nautico con il quale abbiamo insegnato, tra virgolette, più che altro appassionato un po' di giovani. Abbiamo fatto qualche corso vela, qualche corso di windsurf, canoe, i SUP, che sono quei surf dove si sta in piedi con una pagaia, che vanno di moda in questo periodo anche. Perché la nautica purtroppo è anche un bene, perché ci sono dei rischi calcolati che bisogna esserne consapevoli, no? Ma è uno sport che o qualcuno ti avvicina e ti insegna, o altrimenti è difficile che uno di punto in bianco inizi a far nautica. La pesca magari è più semplice, no? Poi i trucchi della pesca si imparano man mano, però la nautica ha bisogno di un inquadramento, soprattutto per essere a conoscenza di alcune regole che vanno sempre rispettate, insomma. Ci sono delle strutture già precise o sono da costruire ancora per il circolo nautico? Allora, per il circolo nautico fino anche a quest'anno abbiamo dei locali, abbiamo praticamente un fienile in riva al lago dove facciamo il deposito più che altro di magazzino, perché poi l'attività viene fatta lì in spiaggia comunque. Però da un punto di vista amministrativo vorremmo recuperare un'altra spiaggetta che è lì vicino a Tigua, renderla vivibile. Adesso già abbiamo operato in questi giorni alla pulizia vegetale, quindi abbiamo raso al suolo tutto quello che erano arbusti e quant'altro. Vorremmo naturalmente portare del materiale e crearla proprio come tipo spiaggia, seguendo degli esempi. Ad esempio il lago di Santa Croce è già un po' più avanti rispetto a noi in queste pratiche, vedo che recupera ogni anno dei pezzi di spiaggia, crea insomma delle situazioni turistico-sportive allettanti anche per i residenti, perché io reputo sempre che se una cosa viene fatta e apprezzata dai residenti, poi il turista di sicuro ne beneficia, no?
Quindi le cose che facciamo sono in ottica prima residenziale e naturalmente poi collegate al turismo. In questa spiaggia che andremo a recuperare vorremmo poi mettere lì allora una sede un po' più dedicata e più specifica per il circolo nautico, in quanto andremo a separare adesso la spiaggia che viene utilizzata adesso è utilizzata sia per uso sportivo che per i bagnanti. È logico che però le attrezzature nautiche, prendo solo anche ad esempio una vela da windsurf, ha una certa dimensione e quindi va un po' a collidere magari con il bagnante che è lì con l'asciugamano in spiaggia, no? Quindi creare una spiaggia attigua, quindi molto vicina, ma solo con dotazioni sportive sarebbe un bel progetto che è anche realizzabile, insomma. Lei ha anche un altro obiettivo. Lei si è presentato alle elezioni anche con un altro obiettivo. La pista ciclabile attorno al lago. A che punto siamo? Dunque, la pista ciclabile intorno al lago è un sogno un po' di tutto il centro Cadore, perché anche gli amici dell'amministrazione di Domege che si sono insediati l'anno scorso l'hanno anche loro nel programma elettorale. Siamo abbastanza a un buon punto, in quanto abbiamo preso già un accordo con Enel, che nei prossimi mesi verrà con la loro ingegneria e andremo a progettare tramite il loro contributo quel pezzo di pista ciclabile che mancherebbe per fare il giro intorno al lago. Quindi parliamo da località Tras, che è vicino al Bar Miralago, per il comune di Pieve, attraversare la forra della Val Prigioniera, dove scende giù un piccolo ruscello, ed arrivare al campeggio di Vallesella. La maggior parte sono 700 metri di strada, la maggior parte è strada boschiva, quindi facilmente realizzabile. Almeno 300 metri però sono su una parete rocciosa e quindi necessita di una progettazione di un certo tipo. I progetti che ho visto depositati in Unione Montana fino adesso, perché si era già fatto un po' capo sto discorso tramite l'Unione Montana, però sono tutti progetti che portano in linea di massima dove dovrebbe passare questa ciclabile. Noi vorremmo invece avere un progetto esecutivo definitivo, in modo che una volta che abbiamo un progetto in mano, questo l'abbiamo capito da amministratori in questi 2 anni, con il progetto nel cassetto poi le occasioni di finanziamento arrivano, nel senso che un contributo, un qualcosa, insomma, l'essenziale è avere il progetto definitivo in mano. Da lì poi partono i ragionamenti e si trovano poi i contributi o i soldi per farlo. Questo parliamo della sponda sinistra orografica del lago, quindi quella che interessa Domege e Pieve. Mentre per la sponda destra del lago, con i fondi di confine Euronzo, connette adesso, sta facendo la progettazione, connetterà la pista ciclabile che da Euronzo arriva fino al comune di Pieve di Cadore poi, no? Quindi tutto quel lato lo stanno adesso progettando con indicazioni dei vari comuni e quindi quella sponda del lago praticamente viene risolta con questa operazione. Una ultima domanda prima di lasciarci. Ritorneranno i turisti in riva al lago e in Cadore? Ma assolutamente sì, io sono ottimista. Dopo, se quest'anno torneranno tutti non lo so. Ce lo siamo chiesti più volte in giunta cosa sarà quest'anno, no? Può essere che la montagna venga apprezzata più di altri luoghi e per le dimensioni degli spazi, perché comunque qui in montagna uno può viversi la giornata senza stare a stretto contatto con le persone, no? Gli spazi sono talmente ampi che lo permettono. L'aria poi è buona, visto che siamo in un periodo che il Covid gira nell'aria, qui l'aria è buona, quindi noi speriamo tanto che insomma sia una stagione non magari di turisti esteri, ma magari gli italiani preferiscano la montagna ad altri luoghi, no? E anche su questi discorsi stiamo proprio pensando di investire una parte dei soldi della tassa di soggiorno che abbiamo iniziato l'anno scorso a raccogliere, vorremmo investirli appunto in una campagna pubblicitaria da un po' professionale come campagna pubblicitaria che attragga proprio i turisti, specificando le peculiarità del territorio e le opportunità che riesce a dare, insomma. È un modo per dare una mano anche ai nostri commercianti che stanno subendo un colpo abbastanza duro, che però sono convinto che riusciremo a superare tutti insieme. Ringraziamo l'assessore Campi e ringraziamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento fra qualche tempo in modo da poter
verificare quanto si è parlato adesso, si è verificato e si è stato realizzato, e noi auguriamo un buon lavoro all'assessore Campi, ma anche a tutte le associazioni che lui rappresenta. Buona giornata a tutti. Bene, grazie a tutti, arrivederci, ci sentiamo, salve.